Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di questo nuovo game. Quest'oggi ci ritroviamo all'interno di un nuovo genere di game, quindi ci tuffiamo all'interno di una nuova serie denominata The Walking Dead, episodio number 2. Iniziamo direttamente questa nuova serie all'interno di questo mondo oscuro completamente dominato e popolato da zombie e vi starete chiedendo ovviamente come mai non sto iniziando la serie dal primo episodio, ma perché il primo episodio è stato una sorta di test per me. Ho voluto vedere di che cosa era in grado di fare questo gioco, quindi ho visto alcuni gameplay, mi è piaciuto abbastanza, quindi voglio effettuare una serie sull'episodio numero 2. Allora, vediamo un po' che cosa fare. Intanto iniziamo la nostra avventura cliccando questo fantastico bottoncino play e vediamo un po'. Nuova partita. Benissimo, possiamo iniziare. Allora, vediamo un po'. Scegli una disposizione, molto bene. Allora io direi che può andare tutto per quanto riguarda lo standard. Ok, episodio numero 1, lasciamolo perdere. Episodio numero 2. Perfetto, genera random le decisioni della storia. Sì, perfetto, iniziamo. Vediamo che succede ragazzi, mamma mia, una nuova avventura direttamente in diretta. Vediamo che cosa succede. Primo gioco, chiamiamolo horror. Previously on The Walking Dead. I know who you are. I got another good one for you. You've been all by yourself through this? Yeah, I want my parents to come home now. And you keep an eye on that front door. You're our lookout. It's Doug. You got it. And I'm Carly. Okay, Carly, you'll shift in with Doug. You got it, boss. Son of a bitch. One of them is bitten. With or without you, I'm protecting my kid with my life. And I don't give a shit about what happens to you. But if anything happens to my daughter or that little girl you've got with you, you watch your ass. Come avete ben potuto vedere ragazzi, una sorta di riassunto del primo episodio. E allora, vediamo un po' quello che accadrà all'interno del secondo episodio adesso. Allora, diamo un'occhiata, impersoniamo sempre il nostro caro personaggio, il nostro Will Smith, vediamo dove ci ritroviamo. In un bosco. Vediamo un po', ci ritroviamo all'alba a quanto pare. Vediamo dove siamo. Allora, vediamo che cosa c'è qua intorno, la bella natura. Eccoci qua. Vediamo. Oh mio Dio. Possiamo pugnalarla alle spalle, la cosa più disgustosa che mai sia esistita. Dai, diamogli un colpo. Oh mio Dio. Guardate che siamo fighi. Ok, ce l'abbiamo fatta. Cacciatore, ecco. Damn. What'd they get this time? Looks like a rabbit. Un povero coniglio. Well, that's another meal lost. I still can't believe we went through all that commissary food in 3 months. It seemed like so much at the time. Maybe you shouldn't have opened the door. Wow ragazzi. Yeah, except then I'd probably be food by now. Trust me, I have no regrets. Rabbit's hardly a meal. Sembriamo Mark, ragazzi but Terminator I'd con take it. quell'ascia in mano. We're all hungry. No kidding. Vediamo un po'. Terminator con la Last night I heard your friend Doug laying in bed just naming types of pie. It was driving me nuts. I think he's starting to lose it. He's not the only one. Won't you cut him some slack? Yeah, you're right. I wish I knew for sure how much food we have left. Vediamo cosa rispondere al nostro caro amico intellettuale. Vediamo. Ha un fucile in mano, quindi io direi di rispondere con molta calma. That much, huh? Does Kenny know? I don't know. You think Kenny's having any more luck than we are out here? I sure hope so. Yeah, between the lack of food and Kenny and Lily fighting all the time, things are getting pretty tense back at the motor inn. You know, Kenny's been talking about taking off if he can get that RV running. Bene, allora, vediamo un po'. Kenny non ci abbandonerà, e io direi che non lo farà. Kenny won't abandon us. He's a good E man. infatti. I guess we'll see. Can't blame him, though. Allora? Did you hear Larry going off on him last night? What's the old guy's deal, anyway? Seems like he's got a problem with you in particular. Un corvo, simbolo di sventura. Vediamo un po'. Egli pensa che io sono pericoloso. He thinks I'm a danger to the group and Clementine. I think he's the one putting us in danger. The way Lily worries about his health,
I wouldn't be surprised if she's been skimming rations for him. And I know Lily thinks he's getting weaker, but the guy's all muscle. He's a walking pile driver. I know I wouldn't want to be stuck in a room with him. And didn't he punch you in the face one time? Knock me flat. Vediamo un po', andiamo avanti ragazzi, dopo questa arguta discussione, vediamo che cosa ritroviamo. Sempre questi corvi che a quanto pare rompono le scatole qua intorno, sono inquietanti. Allora, cosa c'è qua a terra? Oh mio Dio, è il cacciatore qua accanto. Buttalo giù amico mio, shoot it! Take this shot. We need anything we can get at this point. Vediamo. Oh, ciao ciao. Premi quel grilletto avanti. Dannazione. La dannazione al corpo dovevi prendere, non alle persone. Mamma mia ragazzi, e meno male che ha gli occhiali questo cieco qua. Diamo un'occhiata dove stiamo andando. La maratona di Chicago stiamo facendo. Guardate che siamo forti. Con l'ascia in mano, mamma mia. Vediamo che cosa sarà successo. Cioè ha sparato al corvo, non l'ha preso e chissà dove è arrivato il proiettile. Mamma mia che urli. Vediamo chi c'è qua intorno. Illa ragazzi, ci sono 3 zombie. Che c'è? Una trappola per orsi. Jesus Christ. Oh shit! No! Please don't kill us. no. We just want to help our Tranquillo. teacher. We'll leave. I swear. Lee, you guys Altro okay? cacciatore, eccolo qui. Get it off! Get it off! God damn it! Get it off me! Travis, maybe they can help. These might be maybe the they same can guys help. that raided our camp, and we barely got away from that. What guys? Cosa è successo? A fuck quanto is pare there a l'hanno bear scambiato per trap un out orso here? ragazzi. What the hell happened? Mr. Parker said we should stay off the streets. We were trying to be careful, but Facci parlare Lee, this is fucked stronzo. up. We've gotta help him. please, Ben, shut up. My dad was special forces. I know what I'm doing. just Addirittura. see if you can get him out. After that, you can leave us or whatever. I don't care. Please. Bene, ci proveremo. We gotta get him out of there. Oh God, thank you. Tagliamogli il piede Fine, ragazzi. but you gotta hurry. Bene. Hurry, please. Hurry. Veloce, un attimo. Il Resident Evil ragazzi davanti a noi. Lee, this trap's been altered. There's no release latch. Infatti. Tagliamogli questa gamba e facciamola alla finita. Oh no. No. Mamma mia. Shit. Sparate brutti stronzi, Now or never, forza. Lee. Teddy Roosevelt, spara. Get me out of this. Mark, get the boys Portalo back. indietro. Ci faremo avanti Kenny, noi. keep those walkers off of me. Oh mio Dio, che dobbiamo fare? Tagliamogli la gamba. Damn it, this is There's bad. gotta be something we can do. Tagliamogliela. Just get me out, Lee, do please. something. Blood and screaming? We're Why gonna would be somebody surrounded do any this? minute. Please. Get me Non out possiamo of fare this. altro ragazzi, dobbiamo tagliarla, è l'unica cosa. So, try to cut the chain. Sì, The Chain, io ti taglio la gamba. Oh, God. Gonna have to E cut mi dispiace. No, No. Morirai in cancrena se non la taglio. Mi dispiace, ecco qua il colpo ragazzi, un colpo rapido e deciso. 3, 2, 1. Mamma mia ragazzi, che dolore, mi fanno male le gambe per lui. Ancora, non lo facciamo soffrire. Oh mio Dio. Andiamo. We don't have time for that. I'm sorry, but we have to go. Ma siamo veri e now. propri macellai. Oddio, tutte. Ancora. Mamma mia. Poveraccio ragazzi, è morto. L'abbiamo fatto morire di dolore. Shit. Is he? Passed out. Poverino ragazzi, gliel'abbiamo completamente squarciata. Mi dispiace, He's l'abbiamo alive, scambiato per grab un him and let's osso. go. Teddy Roosevelt cosa ha da dire? Madonna mia ragazzi, gli infettati davanti a noi, portiamolo via, mi dispiace ragazzo, non potevo far altro. O te, o la tua gamba, o noi. Behind you. Dietro di noi. Travis. Come on, È come on. diventato We un gotta mostro. move. Ah no, eccolo qui. A breve. Chi è questo ragazzi con questa barba? Mamma mia. Che brutti. Poverino. La vedo brutta per te amico mio. Poverino. No. Di fuori gli hanno tirato. Mamma mia, dei veri e propri mangiatori di carne ragazzi. The Walking Dead. Primo capitolo. Vediamo un po'. Secondo episodio. Prima parte. Atto numero 1. Vediamo che cosa accadrà. Motel Travelier. Mamma mia. Stiamo attenti. Abbiamo effettuato una grandissima prova di forza ragazzi con il nostro personaggio, l'unica cosa che potevamo fare. Questo caro lavoratore continua a descrivere questa sorta di luogo. È una piccola ragazzina infelice di tutto quello che si trova intorno, gioca con questo bel palloncino. Questi sono felici, sembra che non sia accaduto niente, ma sempre un bello Springfield accanto ce l'hanno. Ah, che aria depressa che c'è qua intorno. Si costruiscono barricate. Laggiù c'è un bel contenitore di bevande vuoto. Questa ragazza sta per morire di pena. Cosa è successo? Ah, ecco che stiamo arrivando noi, probabilmente dalla giungla.
Mamma mia che tristezza ragazzi, però molto figo, una decisione abbastanza dura, l'ho dovuta prendere immediatamente. Vediamo che cosa scruta nel bosco questa ragazzina. Avanti, facciamogli la voce fuori campo. Chissà che cosa ci sarà qua dentro. Non lo so, oh mio Dio. Chiamiamoli come se fossero delle pecore. Ferma. Mamma mia, guardate questo qua che duro. Questo bel fucilone scruta all'interno della foresta. Oh mio Dio, state fermi, non sparate. What the hell are they doing? Ci stavate per far prendere un infarto. Il povero mozzato, eccolo qui. What happened? Who the hell are these? Don't have time to explain. Lee, are you okay? Get him into the truck. I'll see what I can do. Cat, okay? can you fix him? Jesus, Ken. Lee. I don't know. Lì, Bruce, lì. What the hell? You can't just be bringing new people here. What are you thinking? Hey, you want to Ho calm pensato che down noi for a potevamo fucking salvare la minute? sua Watch vita. your No, mouth. I don't. I want to know why you thought bringing more mouths to feed was a good idea. I thought we could save his life. I'm the one that took his leg. That makes me Infatti. responsible. Well, that was a stupid thing to do. We are not responsible for every struggling survivor we come across. We have to focus on Egoista la our group, ragazza. right here, right now. Molto egoista. Ecco il Come on, dottore. Lily. These are people. People trying to survive just like us. We've got to stick together to survive. The only reason you're here is because you had food. Enough for L'hanno all of scambiato us. per una macelleria, That food ragazzi. is almost gone. We've got maybe a week's worth left. And I don't suppose you guys are carrying any groceries, are you? No? Fine, you guys fight it out then. Welcome to the family, kid. Vediamo un po'. Come over here and see what I drew. Probabilmente è Ben questo, Saranno No, di qualche I- università, Just ragazzi. come on, okay? You know, you like to think you're the leader of this little group, but we can make our own goddamn decisions. This Che isn't your brutto own quello là dietro, ragazzi. personal Guardate il nostro dictatorship. Will come spaventato. Hey, I didn't ask to lead this group. Everyone was happy to have me distributing the food when there was enough to Io go direi di dare around. ragione alla Now that ragazza, it's ragazzi. running out, suddenly I'm a goddamn Nazi. Lily's right. This group needs someone to be a leader or we're all gonna fall Io sono dal lato apart. di Lily, sì. We can't keep Perché? fighting amongst Che volete? ourselves. Non l'ho capito. Great. Way to A me take piace sides, Lily, Lee. voglio stare con lei. E basta. Andiamo sta storia. Eccoci qua, vediamo se abbiamo fatto una buona here figura, now. vediamo se ci Can't change ricompensa la that. ragazza. So, what do you want to do? They can stay until Katja finishes working on that guy. Maledizione, non ce Then l'abbiamo they fatta. have to go. I don't care what condition they're in. We just don't have enough food. Ci possiamo mangiare l'uno con l'altro? Cosa stai pensando? I don't see any of you stepping up to make the hard decisions. My girl's got more balls than all of you combined. Dad, please. Why don't you go help Mark Il with the muro? wall? Quale muro? Vai, brutto vecchio, rincitrullito. Vattene via, stronzone. Questo è l'unico figlio di Look, papà che è I vivo, can't ragazzi. do this right tranquillo. now. You understand what I'm dealing with? Please do me a favor. I need you to handle the rations Dobbiamo fare today. qualcosa, benissimo. Andiamo avanti. Vediamo cosa c'è. Che cosa ha in mano? That's all you Cos'è? giving out? If we're gonna make what's left last the week, then this is all we can spare today. It's not gonna be enough for everyone, but just do what you think is right. Cos'è? Cibo? Vediamo un po'. Probabilmente sì. Wow. Mamma mia che sguardo. Siamo gli unici ad avere del cibo. Una bella mela, una confezione di cibo in scatola. Quella che cos'è? Una matita? A quanto pare sì. Benissimo, vediamo che cosa faranno i nostri amici. Tutti che ci guardano, mamma mia, come se avessimo fatto non so che cosa. Ci vogliono scannare da un momento all'altro. Tutti che ci guardano. Oh mio, pure Teddy Roosevelt da là vicino. Ecco, meno male che se ne va Teddy. Lo stronzone che è arrabbiato perché gli abbiamo tagliato la gamba al suo amico. Quello che sta morendo là dietro nel camioncino. Eccoci di nuovo davanti a questa lunga e dura decisione. Benissimo ragazzi, siamo all'interno del secondo episodio, quindi all'interno del primo atto di questo fantastico game. Abbiamo iniziato con un po' di come possiamo dire, di inquietudine, perché non sapevo proprio cosa fare, dovevo pensare e fare all'interno di quella circostanza molto stretta. E adesso ci beccheremo all'interno del prossimo gameplay. Ciao a tutti ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Mi raccomando, fatemi sapere che cosa ne pensate tramite un commento oppure un parere o magari un bel voto all'interno del gameplay. Ciao a tutti ragazzi, vorrei far alzare la manina al nostro Willow Smith, ma non è possibile. Un salutone ragazzi.